Signore e signori, gli scacchi non saranno più come prima dopo questa nuova puntata del gioco, finché non perdo la serie più attesa di YouTube Italia. Abbiamo cambiato i colori della scacchiera perché io credo che dopo un po' faccia bene cambiarli. Sono convinto che si giochi meglio quando si cambiano i colori. Andiamo a fare aperture un po' diverse. Cosa succede se gioco B4? Giocherai E5? No, giocherai E6 e io giocherò a 3. Vabbè, pedone centrale per pedone laterale. Sai che mi sta bene questo scambio. Questo scambio mi sta molto bene. Devo dire sincero, un indonesiano. Allora, a questo punto direi che E3 ci sta molto bene per sviluppare l'altro alfiere, un C4 non credo sia buono. Ok, lo portiamo a casa. Così cavallo torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Alfiere 2. Va bene, tutto sommato credo di godere di un buon gioco. Già questo alfiere secondo me vale oro, vale oro. E questo alfiere in realtà no, questo suo alfiere scuro no. Ora, vediamo se hai voglia di darmi l'alfiere, potrebbe essere un'idea. Forse devo sviluppare il cavallo, ma dove? Dove lo metto questo cavallo? Spingo in D4, non è il caso. Allora, vediamo dopo a 3 dove lo sposti questo alfiere. So giocare forse su questa, forse D4 mi invogli veramente. Su cavallo qui, alfiere, questo alfiere. Non è male. Questo non è male, poi dopo capiamo dove andare con i nostri pezzi. Donna per. Cavallo per. Questa è buona, questa è buona, questa è buona. Questa è buona. Faccio pre-move di donna per alfiere per non perdere tempo fondamentale. E adesso questo cavallo. Ah, vabbè, torniamo a casa. Marlena torna a casa. D5 deve giocare lui. Non hai giocato D5? Molto male, perché adesso c'ho questa. D5 doveva giocare, adesso dopo cavallo C3. Ora c'è tanta roba. Bisogna solo vederla. Cavallo C3 mi giochi questa tutta la vita, per forza. Prima di fare regina qui. Però mi vieni qui, dai. Non posso permettertelo. Non puoi fare davvero quella mossa. Spingo, cavallo qua. Spingo, regina qui, cavallo in A3. Donna che cattura C2. Buona, è buona, invece è buona. Donna qui, che difende anche qui, la farà. Cavallo qui, che tiene C2 tra l'altro. E ora siamo pronti anche per giocare cavallo C4, per portare in gioco anche il cavallo. Era molto importante prima secondo me di attaccare queste zone qui, che comunque sono zone deboli e rimarranno tali. Ok, questa c'è sempre. Sta giocando un po' male il mio amico. Non so perché sta giocando un po' male. Non può difendere l'alfiere. Ha perso l'alfiere. 1915 punti, guardate ragazzi come con aperture strane i nostri avversari vanno veramente fuori di testa, Adesso l'obiettivo è di vincere in questa serie 3 partite di fila e adesso la prima ce la andiamo a portare a casa. Io credo che qui abbandoni sul colpo. Se è onesto abbandonerà sul colpo. Ha fatto un po' di mosse strane, un po' di mosse che non ho capito in effetti. Tra l'altro quella che ho fatto io è l'apertura polacca. Fantastico. E ho scoperto, ragazzi, che tra l'Italia e la Polonia ci sono proprio dei popoli fratelli. Non lo sapevo questa cosa qui. Che praticamente nella seconda guerra mondiale alcuni polacchi vennero in Italia a combattere. Insomma, c'è una fratellanza proprio tra polacchi e italiani. E non a caso abbiamo fatto questa partnership col sito soloscacchi.it. Vabbè, qui ha tentato il tutto per tutto.
Ha tentato il tutto per tutto, ci sta, ci sta, ci sta. Vabbè, adesso direi che è il caso di abbandonare. Va bene, va bene. È carina questo tentativo carino, però a sto giro non è servito. Andiamo avanti tutta, signori, avanti tutta. Un italiano, un collega italiano, un collega italiano, un collega italiano. Sinceramente, quando tutti sulle mani. Va che, sì, super sei in video registrazione. L'italiano, il nostro amico italiano ha scritto grande Cristian, io ho scritto grande sei in registrazione. Va bene, la cosa bella di giocare online è trovare anche appunto situazioni di questo tipo. Ora, questa arriva, bisogna capire come fare per fermarla. Allora, mi stai chiedendo se giocherò la difesa 300? Allora, come la fermiamo l'arrivo di questa? La fermiamo che a un certo punto giochiamo di 6, semplice, molto semplice, molto semplice. Ha detto che la prossima partita la vuole fare con la difesa 300, il che ci starebbe. Allora, D5, ma no, D5 è da fare, non voglio farla. Metto il cavallo qui, game over. Quindi giochiamo D6, che era la mossa che comunque volevamo fare, e il cavallo andrà in D7. E quando c'è l'alfiere sospeso così mi fa sempre molta paura. E adesso che hai fatto il fianchetto, posso giocarti H6 perché non c'è più la ritirata per andare in H4. Quindi andiamo avanti tutta. Qui bisogna giocare bene. Debolezza su C4, molto importante. Questa nel finale potrà essere interessante. Vuole spingere per rompere tutto. Ci sta. Forse catturo di donna, perché così attacco qui e ti impedisco. Forse catturo di donna, sai? Forse ti catturo di donna. Così posso sempre attaccarti qui. Adesso la mia preoccupazione è togliere la torre e poi giocare alfiere qui. Così non hai scoperte, non hai, anzi la torre, sai dove la mettiamo? Sai dove te la metto la torre? La mettiamo qua. A fare cosa non si sa, ma la sta facendo molto bene. Alfiere qui, prossima mossa. Next move, signori. Questa qui. Cavallo qui, anche, però mi cambio. Solo per te. Voi piace, raga, vi piace? Scrivete qui sotto con un commento se vi piace Giuliano Denigrammar. Le stelle. Dimmi che non mi sono perso niente. Dimmi che non mi intrappola la regina con mosse bruttissime. Solo per te. Donna, ci sei. Non vinco le stelle. Le parole che c'è. Donna per C6. Attenzione. Cavallo. Donna C6. E ritirata strategica, raga. Donna C6 è sempre più forte. Ok, ce la facciamo a ritornare in difesa? Se vengo qui c'è sempre donna C6. Cavallo qui, donna C6. Donna C6? Vabbè, dai, qualcosa di in fretta bisogna farlo. Questa qui c'è alfiere qua. C'è alfiere qui. Così però non è buona, eh. Questa non è buona, perché così perdi la donna, credo. No buona questa mossa. Si è andato a infognare. Donna C6 secondo me era più forte. ABR. Tra l'altro non so il nome di ABR.
Giusto, ditemi che ho calcolato bene, perché a volte faccio di quelli svarioni. Adesso cercherà di... Pensavo andassi in C6 con la donna. Vabbè, è capitata, è capitata. Adesso, amico mio, se segui Matto Scacco devi darci un po' dei tuoi punti. Questo ci sei, sei un buon giocatore. Che stupido. Ci vediamo alla prossima e grazie per la partita. Ok, voleva la rivincita il nostro amico, ma le regole sono regole. All'interno di questa serie vietato giocare 2 volte con lo stesso giocatore. Quindi andiamo avanti tutta. Andiamo a sfidare un altro avversario. Siamo carichi dopo questa vittoria contro questo fortissimo giocatore italiano da 1977 punti. Andiamo. E andiamo di cavallo F6. Quanto mi piace questa difesa che disorienta gli avversari, non sanno più cosa giocare. Invece questo purtroppo sa molto bene invece come giocare. Ecco, questo è il sistema B3, è il sistema anti-Ayekin. C'ha un nome che adesso mi sfugge sto cazzarola di nome, ma questo è proprio il sistema anti-Ayekin. Cioè proprio è collaudato che non va bene. Giochiamo così. Che devo fare? Devo provare mosse improbabili. Questa è l'unica. Questa è l'unica soluzione che mi resta. Devo assolutamente impedire che questo cavallo possa andare qui. Assolutamente. E provare a giocare F5. Allora, questa te la gioco intanto. Ed F5 anche. Yes. E credo che devo fermarti anche C5 il prima possibile. Il prima possibile. Quindi torre C8, cavallo F6, cavallo in E4. Sempre un po' il solito stile, no? Spinta. Ma anche la spinta devo dirti che non è male, eh. No, sei troppo forte con quel cavallo. Non ci sto, fratello, non ci sto. Su cattura vado di cavallo. Se vado di pedone ti lascio il pedone passato. È vero che avrei una bella valanghina qui sopra, però... sto ragionandola, sto ragionandola. Intanto dai, adesso sto giro devo andare di pedone. Perché c'ho questa forse prima. Questa intanto si fa. E poi c'ho questa. Va bene, vediamo cosa farcene. Tipo, ecco, esatto. Era proprio quello che stavo pensando. Scacco, eccola che è arrivata. Eccola qui. Bam e te, cavallo F2. Bam e te arriva a cavallo F2. Devastante. Yes. Solo per te. Grande Giuliano, dacci la forza. Convinco le stelle. Aiuto! E questa dove è uscita? E questa da dove è uscita? Ti gioco torre. No. Qui la situazione mi sta sfuggendo di mano. Torre. Spinta. Che brutta. Spinta è veramente devastante. Allora, torniamo in difesa. Perché qui... Torniamo in difesa così. Madonna, che brutte cose che vedo. Torniamo in difesa. Su questa spinta... Cavallo qui. Perché poi tra l'altro sulla spinta c'è l'attacco qui sopra, no? Quindi bisogna giocare bene adesso. Che cacchio hai visto tu? Perché mi hai fatto questa mossa? Torre qui.
Vince torre qui. Ok. Regina tiene. La torre fa di interferenza. Ok, spinta, spintarella. Come la vedi? Va bene, va bene, va bene. Ok, adesso l'importante è non perdere la calma e la pazienza. Solo per te. No, non funziona perché perdo tutto qui. Convinco le stelle. Tarari. Tarara, tirara, tarara. No. Ci sta sfuggendo di mano la situazione. Andiamo così. Il cavallo deve andare qua. Però prima che il cavallo vada lì, c'è questa. Devo togliere di mezzo questa donna. Ho il vantaggio di materiale. E io sono sotto di tantissimi minuti, quindi se non mi do una sbrigata, se non mi do una sbrigatina qui, è la fine. Se vengo qua, come la vedi? Io ho una paura matta che qui adesso mi arriva qualcosa. Scacco. C'ho una paura matta che sto perdendomi qualcosa di importantissimo. Certo è che se le torri non possono muoversi... Ecco, mi arriva il doppio tra l'altro. Tra le altre cose. Aiuto, questa la perdo. La perdo perché non riesco a gestire tutta. Questa la perdo, vado a casa, lo dico. Vado a casa perché non riesco a gestire tutta la situazione. Cioè non riesco, è più forte di me. Non riesco a gestire la situazione. Cioè è difficile, è pieno di robe. No, questa vado a casa. Vado a casa proprio, immediately. Torre. Vado a casa. Si va a casa qui, ragazzi. Spinta. No, che cosa fa? Cioè non so neanche cosa giocare. Tu dicessi, sai cosa giocare? No, non lo so. Non so cosa giocare, ragazzi. Cioè, mi arrendo. Gioco una mossa a caso, ma giusto per spinta. Ma a caso, completamente a caso. No, è a caso, ragazzi. Non so che dirvi. Sto giocando a caso. Cavolo F5. Cavallo F5, spinta, torre per. È andata pochi secondi, anche se dovessi riprendere il filo del discorso con una mossa di questo tipo, sono troppo sotto di tempo. Torre per, cioè voglio uscire da questo discorso. Scacco, il re va sul nero, torre, forse dovrei puntare a dare matto, perché così non ce la si cava più. Scacco, che cacchio ne so. Andiamo così, scacco. Puntiamo ad andare matto, a fare qualcosa, non ne ho idea. Torre e torre. Vediamo cosa gioca, se gioca G4. Gioca G4, tutto in premove. No, vado a casa. Matto! No, ragazzi, si è salvato sul tempo. No, non era matto.
Perché c'era questo, c'era Torre H3. No, ragazzi, no, non ci posso credere. Termina qui in malo modo questa partita. A me piacerebbe analizzarla questa, perché secondo me forse è sempre stato in vantaggio lui. Forse è sempre stato in vantaggio lui, perché è vero che a un certo punto gli ho preso la torre. Qui, veniamo qui. Vantaggio del bianco, sì, è sempre stato in vantaggio lui. Perché purtroppo il vantaggio di materiale non è tutto. In questa situazione, in questa posizione, con un pedone veramente passato e difficile, la coppia di alfieri, la maggiore attività è sempre stato in vantaggio lui. Sempre, sempre. Quindi in realtà è meritata. Con F4 ritorno in partita, dice il motore. Qui sì, donna G3, ma non era poi granché. E niente, qui c'è poco da fare. Qui veramente cavallo F5 rientra un po' in partita. Cavallo H4, diceva il motore, che era un po' meglio. Donna E5, rientra un po' in partita. Donna A1, scacco. Cavallo F1 dovevo giocare. Cavallo F1. Reina H3, obbligata. Cavallo in D2. No, non l'avevo visto. Invece il mio piano di salire con le torri è completamente sbagliato. Sempre cavallo F1. Portava la parità. Torre F8 anche portava la parità. Però qui avevo 8 decimi di secondi, volevo provare un matto che ovviamente non c'è stato. Ragazzi, finisce qui purtroppo un po' presto questa nuova puntata del gioco, finché non perdo. Spero che vi siate divertiti. Vi ricordo che se avete bisogno di materiale scacchistico, su mattoscacco.com trovate scacchiere, che poi siamo in partnership con Solo Scacchi, e poi se andate sull'Accademia di Matto Scacco trovate corsi per migliorare, abbiamo centinaia di studenti soddisfatti, insomma tutto ciò che vi serve per migliorare su mattoscacco.com. Ciao!